Organizzata dal settore giovanile scolastico di Agrigento, si è svolto presso l'impianto sportivo del villaggio Peruzzo il Play Days, in coincidenza con la Festa delle Donne. Presente il coordinatore regionale Stefano Valenti con i collaboratori provinciali. La manifestazione era riservata alle bambine e alle ragazze anche non tesserate della FIGC, dai 7 ai 14 anni. Al nostro microfono il responsabile regionale del settore giovanile scolastico, professore Stefano Valenti. Festa delle donne, in coincidenza, ecco che il calcio viene incontro al Calcio Rosa, una manifestazione simpatica che si svolge qua sul campetto del villaggio Peruzzo. Stefano Valenti, che è anche il responsabile regionale dell'SGS, ecco, ci spiega un po' come è stata organizzata e che cosa si farà oggi su questo campetto. Intanto grazie Carmelo per essere presente in questa giornata in particolare. Oggi è una giornata, abbiamo voluto dedicarla, visto che è la giornata internazionale delle donne, a una manifestazione che organizziamo generalmente, quotidianamente, in più periodi dell'anno, ma proprio a proposito di questa giornata abbiamo voluto fare una manifestazione dal titolo Giornata Rosa in tutte le delegazioni, in tutte le province della nostra Sicilia. Contemporaneamente oggi sia a Catania, sia a Palermo, a Trapani si svolgeranno questa stessa manifestazione. La manifestazione che oltre a ricordare l'8 di marzo, chiaramente noi vogliamo che sicuramente possa, attraverso queste manifestazioni, queste iniziative, possa crescere l'attività femminile nella nostra regione. Devo dire che rispetto agli anni precedenti, con il lavoro fatto in questi anni, abbiamo avuto un incremento anche del numero delle tesserate, delle bambine e delle ragazze nel nostro settore giovanile. È chiaro che noi vogliamo portare avanti tutte le attività, il mio coordinamento, il settore giovanile scolastico della Sicilia che io rappresento, e ho il compito di portare avanti con la volontà di aumentare le attività nella nostra regione, quindi non oltre alle attività classiche delle scuole di calcio, delle attività scolastiche, dell'attività sociale, del calcio integrato, ecco, l'attività del calcio femminile è anche un'attività che vogliamo sicuramente portare molto in alto fino ad arrivare quasi alla pari entità del calcio femminile. Sarà difficile, per noi ce la mettiamo tutta, noi abbiamo l'intenzione e la voglia di portare avanti questa attività, lo facciamo nel miglior modo possibile con dei collaboratori regionali e provinciali formati dalla federazione e a disposizione per questa attività. Quindi io ringrazio tutti, sia le bambine che i genitori e anche la società rappresentata da